E ieri alle Olimpiadi di Scacchi 2022 l'Italia si è fatta rispettare con un risultato totalmente inaspettato. Ieri, come abbiamo già detto, giocava contro la Norvegia, all'interno del team c'era in prima scacchiera il campione del mondo Magnus Carlsen, ma grande miracolo dell'Italia. Andiamo a vedere il tabellone. C'era Vocaturo che col bianco che sfidava Carlsen ha ottenuto un'ottima patta anche per Moroni in seconda scacchiera contro Tari, giocatori fortissimi, e terza e quarta scacchiera Lodic e Sonis fanno il grande miracolone con 2 vittorie, chiudendo con 3-1 contro la Norvegia, una delle squadre favorite. Alla fine di questo turno, la classifica, l'Italia si trova praticamente al nono posto a pari merito, tutte con la sesta, con l'India, la Spagna, il Canada, eccetera, eccetera. E prima di tabellone è India 2, come vedete ci sono varie squadre, c'è India, India 2, India 3, l'India 2 è prima in classifica e nel turno di oggi l'Italia sfiderà la prima in classifica. Questo sarà un turno veramente decisivo, giocatori fortissimi, tutti over 2006 per l'India, Gukesh, Sarin, Praghanda, tutti gran maestri giovani, forti, che conoscono un sacco di teoria e dunque spetterà a noi far vedere ancora una volta di che pasta siamo fatti. Seguiremo l'evento da vicino. Speriamo che vada tutto bene. Se dovessimo veramente avere la meglio sull'India, allora sì che l'Italia farà un saltone all'interno della classifica e si ritroverà a giocare sempre contro i top. Vi aggiorniamo.